I militari del nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Palermo di Piazza Verdi hanno eseguito 25 provvedimenti cautelari, di cui 4 in carcere, 5 agli arresti domiciliari, 7 con obbligo di dimora nel comune di Palermo e 9 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessi dal GIP nei confronti dei componenti di un'organizzazione criminale che spacciava droga al mercato di Ballarò. L'indagine, coordinata dalla procura guidata da Maurizio De Lucia. L'attività di indagine è iniziata tra giugno e dicembre del 2020, permettendo di scoprire una piazza di spaccio dove era possibile acquistare crack, ma anche cocaina, hashish, marijuana e Subuson. Il commercio era attivo 24 su 24. La zona dello spaccio era tra via Annunzio Nasi, piazzetta Lucrezia Bunaccini e via Mongitore. Gli acquirenti erano minorenni, turisti e studenti. Per assicurare una vendita al dettaglio costante per tutto l'arco della giornata, l'organizzazione usava decine di spacciatori, i quali avevano anche il ruolo di vedetta ed erano soliti segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine utilizzando una parola in codice FAIRO che dà il nome all'operazione dei carabinieri. Le indagini hanno così consentito di stimare il profitto giornaliero della banda in 4.000 euro circa. Nel corso dell'attività sono state monitorate ben 256 vendite di sostanze stupefacenti. Nei mesi scorsi sono già state arrestate in flagranza 10 persone e sequestrate circa 2,5 kg di stupefacenti. Tra i consumatori individuati figurerebbero soggetti di svariata estrazione sociale e geografica, anche una madre che si era recata nella piazza di spaccio con il figlio neonato. Nel corso dell'operazione sono stati eseguiti 2 arresti in flagranza, una denuncia in stato di libertà, sono stati sequestrati complessivamente 85 grammi di crack, hashish e marijuana. I carabinieri del nucleo cinofili sono stati impiegati per l'esecuzione delle misure cautelari durante le attività di perquisizione e controllo del quartiere eseguite con l'aiuto del cane antidroga Ron. Hanno anche individuato una maxi serra di marijuana allestita in un magazzino attrezzato con luci, tubi di areazione e sistema di irrigazione. Nella serra sono stati inoltre sequestrati diversi sacchi con infiorescenze di marijuana.